Buongiorno, buongiorno, in diretta da Focus TG, tanta cronaca in questa edizione, una coppia di ebrei, e partiamo da questo fatto, una coppia di ebrei è stata aggredita a Venezia da una decina di persone che hanno aizzato contro di loro anche un cane, davvero una scena raccapricciante anche per coloro che erano nei pressi e che hanno assistito a questa aggressione. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori, davanti vedo proprio, mi pare, sì, nel centro di Venezia. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Alle mie spalle sì, il ponte delle Guglie. L'episodio è accaduto poco distante da qui, come anticipavi, un altro episodio antisemita qui a Venezia dopo quello più recente dello scorso 8 agosto. C'era questa coppia di turisti, un cittadino americano, la moglie israeliana, stavano prendendo della frutta ad un chiosco quando sono stati accerchiati da un gruppo di stranieri, circa 10 persone, che hanno iniziato a gridare Free Palestine, facendosi sempre più vicini. A quel punto la coppia si è allontanata, ma non è stato sufficiente perché sono stati inseguiti. In particolare alcuni componenti di questo gruppo hanno in qualche modo alzato la posta di quelle che prima erano solamente delle grida, aizzando addirittura appunto uno di questi un cane di grossa taglia, un Rottweiler, mentre un altro addirittura alzando il braccio e schiaffeggiando l'uomo della coppia. A quel punto però sono arrivati alcuni finanzieri che erano nei dintorni per un servizio di controllo e il gruppo ha iniziato a sparpagliarsi fuggendo, ma sono riusciti a fermarne alcuni, tra cui quello che aveva colpito l'uomo al volto. E si tratta di un cittadino tunisino residente a Modena che è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata dal reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. E lo ricordiamo, secondo il 604 bis prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni di chi in qualsiasi modo istiga a commette violenza, atti di provocazione alla violenza per motivi razziali. Episodi che stanno avvenendo, come dicevamo prima, sempre più spesso in città e che quindi stanno sempre più persone anche dal fronte politico denunciando e segnalando. In particolare adesso vi faccio ascoltare la dichiarazione del segretario dei Radicali di Venezia, Samuele Vianello, che non appena ha appreso quanto era accaduto, nonostante in questo momento sia all'estero, ha voluto mandarci proprio questa dichiarazione. Dunque sentiamo quanto detto dai Radicali di Venezia. Nel frattempo io da qui restituisco la linea allo studio. A Venezia è un vero e proprio atto di antisemitismo. Non ci deve essere alcun tipo di tolleranza nei confronti di questi gesti. Qualsiasi forma di odio e di violenza motivata dall'odio razziale, religioso, politico è da rigettare fortissimamente. La nostra città non deve osservare più episodi di questo tipo e la classe politica, la società civile e l'attuale amministrazione devono impiegare tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza della comunità ebraica, dei turisti e di tutte le comunità e delle minoranze presenti in città. Grazie da Venezia Ilaria Marchiori, al nostro operatore Alberto Pivette. A proposito di aggressioni, ancora profonda impressione per l'accoltellamento di una donna che lavorava in una sala slot di Marostica e Vanessa Banzato ha intervistato in esclusiva la donna che è riuscita a salvarle la vita. Sentiamo. Sono attimi che non hai modo di pensare, agisci. Questo è l'istinto, sangue freddo che non so da dove sia andato fuori, c'era, è uscito e ho tergiversato 15 minuti con questo energumeno davanti proteggendo la ragazza dietro di me. Non ha avuto alcuna esitazione Roberta Luisetto, la 57enne di Marostica che sabato sera è intervenuta per salvare la barista della sala slot aggredita brutalmente dall'ex marito, che l'ha ferita e sfregiata al volto con una serie di colpi rabbiosi di coltello. Io è da sabato che non dormo, io quando chiudo gli occhi vedo lei insanguinata, stesa a terra, che mi implora con la mano alzata: Roberta, aiutami. E c'erano tutti gli altri uomini che guardavano inerti di fronte a questa tragedia e nessuno si è mosso. Io non so da dove mi è venuta questa forza, so solo che comunque
Ho reagito, non è importante quel che ho fatto, è importante quel che andava fatto. Ma io l'ho fatto e tutta l'altra gente che c'era non c'era nessuno. Io gli ho sempre fatto da scudo finché non sono arrivati a carabinieri e l'hanno atterrato. Lui è arrivato là solo con intento, lui voleva ucciderla, punto. E ha continuato a infierire fino all'ultimo, perché anche nonostante fosse dietro di me ha continuato a calci, divincolandosi, cercando di oltrepassare me, però lui non mi ha mai toccato. Io non ho mai toccato lui, però io ero con le mani alzate. Io l'ho fermato parlando pacatamente, solo con la forza della parola. Ma io avevo una calma, una serenità dentro che non mi so spiegare. Questo è anche un forte messaggio di sorellanza, che è sempre più importante, sempre più indispensabile, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui davvero sempre più donne sono a rischio. Sì, tutte. Chi violenza fisica, ma soprattutto l'omertà della violenza psicologica. Luisetto ci mostra le foto del tailleur che indossava quella sera, la stoffa bianca macchiata dal sangue della vittima, che solo grazie a lei si è salvata dall'odio di Gaetano Buccolo, oggi in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Lo rifarebbe? Lo farei sicuro, l'ho sempre fatto nella mia vita e lo rifarei di sempre, sempre, sempre. Approfitta per lanciare un messaggio a tutte le donne che possono trovarsi in una situazione di violenza da parte di un uomo. Deve essere denunciata, deve essere resa nota, per aiuto a chi subisce e non ha il coraggio. Complimenti davvero alla signora Luisetto, alla quale secondo me andrebbe conferita una medaglia al valore civile per avere salvato la vita di quella donna. Vediamo un'altra violenza che ha portato alla morte di Nicoletta Rotaru. È stato chiesto l'ergastolo dalla Procura di Padova, dal Pubblico Ministero, per l'ex marito. La richiesta dell'ergastolo per aver distrutto 3 vite, quella dell'ex moglie Nicoletta Rotaru strangolata e chiusa in un bagno, e quella delle 2 figlie cresciute con un padre violento che le ha umiliate e costrette a subire insulti e vessazioni. Il pubblico ministero Maria D'Arpa, al termine di una requisitoria di 2 ore, ha chiesto per Eric Zorzi il massimo della pena e la decadenza della patria potestà. Il 42enne camionista di Abano Terme è accusato di aver ucciso l'ex moglie simulandone il suicidio il 2 agosto del 2023. Venne arrestato solo nel marzo del 2024, quando forse pensava di averla fatta franca, in tasca la foto di Nicoletta rubata in cimitero come ultimo sfregio. Il pubblico ministero ha tratteggiato la personalità violenta di Zorzi, che riunisce gli stereotipi peggiori della figura maschile che vuole predominare. Un uomo che per anni ha denigrato la moglie per le sue origini moldave, umiliandola con i peggiori epiteti ed insulti, impedendole di studiare, di candidarsi in politica. Nicoletta non era libera di accettare i lavori proposti senza l'approvazione di Eric. Anche da morta, Zorzi ha continuato a infangare la sua memoria davanti ai carabinieri intervenuti dopo la chiamata dell'uomo la mattina del decesso e durante tutto il processo. Zorzi non mostra mai né pietà né pentimento, ha sempre umiliato e disprezzato anche le figlie minori, picchiandole quando si attardavano a studiare o se cercavano di difendere la madre durante le liti. 3 donne, 3 esistenze segnate da un uomo violento che durante la requisitoria, ascoltando la trascrizione dei suoi insulti letta dal pubblico ministero, ha chiesto di poter uscire. Sono troppe queste cose per me, non sono mai esistite, dice Zorzi prima di farsi accompagnare all'esterno. Il pubblico ministero ha chiesto anche che vengano trasmessi alla procura gli atti della deposizione della mamma di Zorzi per falsa testimonianza. Servizio di Valentina Visentin. La violenza sulla 19enne coneglianese in vacanza a Malta, è scattata la difesa dei 5 giovani brindisini indagati, secondo la quale difesa si sarebbe trattato di un atto consensuale. La perizia sui cellulari alla ricerca di video e di messaggi, forse la giovane temeva anche la diffusione delle immagini. Vogliono raccontare la loro versione. La linea di questi ragazzi è quella che loro mi hanno riferito, nel senso che loro mi hanno detto che è stato un rapporto consensuale. Vogliono riferire elementi che possano far ritenere la loro versione una versione veritiera e credibile.
Non uno stupro, ma un atto volontario. Questa è la difesa dei ragazzi brindisini accusati della violenza sessuale su una 19enne del Coneglianese in vacanza a Malta il 22 luglio scorso. Un'accusa shock con la presunta vittima che ha trovato la forza di denunciare i carabinieri una volta rientrata a casa dal viaggio. Da lì si è messa in moto la macchina delle indagini che coinvolge peraltro il territorio di un altro Stato. L'avvocato Cavallo rappresenta 4 dei 5 indagati, studenti modello di buona famiglia, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, tutti hanno chiesto di poter essere interrogati. Sì, glielo confermo, è stata una richiesta già effettuata nel mese di agosto all'ufficio del pubblico ministero per essere interrogati. Ancora non lo sono stati, ovviamente. Un primo passo sarà fatto nelle prossime ore con il conferimento dell'incarico a un consulente tecnico per estrarre la copia forense dei cellulari sequestrati. L'analisi riguarderà i dispositivi di tutti i soggetti, incluso quello della vittima. Si verificherà quello che c'è, oltre ai video, se ci sono dei messaggi che in qualche modo possono condurre in una direzione anziché in un'altra. Quindi bisogna ancora capire se questi video ci sono o meno. Se ci sono o meno, sì. E poi eventuali messaggi, messaggistica intercorsa. Eventuali messaggistica, sì, tutti i contenuti dei telefoni, no? Anche quello che può essere negli spazi cloud. Non si esclude che l'eventuale presenza di video abbia potuto creare ulteriore angoscia nella giovane, un timore quindi per la loro diffusione. Il quinto indagato ha soli 17 anni, nel suo caso procede la procura dei minori, c'era anche lui nell'appartamento privato dove si sarebbe consumata la violenza dopo una serata di festa con la 19enne coneglianese che si sarebbe trovata in condizioni di inferiorità psichica e fisica perché alterata dall'alcol e quindi non in grado di esprimere un consenso. Servizio di Cristian Arboita, adesso andiamo in diretta a San Zenone degli Ezzelini dove è stata sventata una truffa a un'azienda orafa da 130.000 euro. In diretta Daniela Sizia. Te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, una truffa davvero ben architettata, avevano hackerato probabilmente il sistema informatico, avevano capito che c'era questa transizione di questo pacco di 135.000 euro in monili d'oro al Corriere verso un cliente, però hanno fatto un errore perché hanno chiamato una telefonata che io sono in compagnia della titolare di questa azienda, una delle titolari Marzia Colbertardo, che ha capito che in questa telefonata c'era qualcosa che non andava, anche perché di solito i corrieri non chiamano. Sì, la telefonata era un po' strana e ci siamo un po' insospettiti, per cui ci siamo rivolti subito al nostro spedizioniere, il quale ci ha confermato appunto che non erano loro, e quindi ci siamo subito rivolti ai carabinieri. Con i carabinieri ci siamo accordati su come fare E quindi cosa è successo? Quando è arrivato questo truffatore, loro lo hanno intrattenuto e quando a un certo punto sono arrivati i carabinieri che lo hanno bloccato. Fra l'altro voi vi eravate anche accordati invece con i veri corrieri di farvi ritirare prima questo pacco proprio per evitare che l'oro poi fosse qui. Sì, no, loro sono passati come solitamente fanno, i corrieri sono gli stessi, mi hanno dato il nome e cognome della persona che veniva a ritirare con il stesso furgone, perché appunto questo truffatore è venuto anche senza furgone o che l'aveva lasciato addirittura a parte, quindi non aveva furgoni né niente, quindi anche questo era un campanello di allarme, insomma. Però il pacco era già partito quando si è presentato. Ecco, quando sono arrivati i carabinieri lui non ha opposto resistenza, lo hanno bloccato, fermato. Si tratta di un napoletano con precedenti penali anche simili. Fra l'altro, appena sono arrivati i carabinieri, un complice ha chiamato evidentemente per capire che cosa stava accadendo e che cosa vi ha chiesto. Di parlare col maresciallo e basta, poi ha messo giù. Ecco, quando ovviamente la titolare gli ha passato il maresciallo dei carabinieri, lui ha buttato giù il telefono perché aveva capito che erano stati scoperti. Sarebbe stato un danno gravissimo a Marzia, perché si tratta di 135.000 euro, insomma, in monili d'oro. Esatto, sì. Purtroppo sì, era un danno grande, sì. Ora allerta massima, starete molto più attenti. Certo, siamo sempre attenti, però questo sì ti fa
di stare ancora più allerta, però insomma questo sì, diciamo che questo si è riuscito a capire appunto dalla telefonata che era sospetta e tutto si è risolto, insomma. Però sì, sempre attenti. Ecco, un piano che è stato architettato bene perché avevano captato questa transizione di denaro, di oro, però insomma errori, perché il furgone, come ci diceva Marzia, l'avevano lasciato molto più in là, perché non era un furgone di un corriere ma un furgone assolutamente normale, e fra l'altro loro insomma come ditta Orofa conoscono i corrieri per nome, per volto, quindi insomma e soprattutto il corriere non fa chiamate, per cui questa chiamata per loro è stata davvero sospetta e li ha salvati perché altrimenti davvero il danno, come avete sentito, era gravissimo. Ora allerta massima per tutte le aziende Orofa, perché insomma sono truffatori, ma truffatori davvero molto ingegnosi. E adesso si cercano i complici, perché avete sentito c'è stata una telefonata, ovviamente persone specializzate anche in questi hackeraggi informatici, quindi si cercano i complici. Direttore, qui di San Zenone è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia, la titolare dell'azienda. Ovviamente si rimane anche provati da queste tentate truffe. Grazie anche alla Nicoletta Rizzetto, il nostro operatore. Vediamo due titoli dal Gazzettino. Olga muore a 30 anni nell'incidente sulla Romea, la carriera politica, il lavoro in spiaggia. Tra pochi giorni sarebbe tornata in Ucraina, frontale tra furgone e tir. A Jesolo, questa è una notizia appena arrivata, un papà cinquantenne si tuffa in mare con il figlio di 15 anni e scompare sotto gli occhi del ragazzo, il corpo senza vita ritrovato a 150 metri dalla costa. Un'udienza preliminare a Padova per la donna che quasi un anno fa a Piove di Sacco uccise la figlia appena partorita gettandola nel water. La 29enne è stata rinviata a giudizio e rischia l'ergastolo. Verrà processata in corte d'assise a Padova con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela Melissa Russo Machado, la 29enne che nell'ottobre dello scorso anno ha ucciso la figlia appena partorita affogandola nel water della stanza dove viveva sopra il club notturno Il Serale a Piove di Sacco. La donna è stata rinviata a giudizio, non era presente in aula al momento, dopo aver trascorso alcuni mesi domiciliari nella casa dei genitori a Cassano delle Murge in Puglia, ha l'obbligo di dimora nel comune barese. Per il pubblico ministero Sergio Dini, la ballerina italo-brasiliana, sapeva cosa stava facendo ed era mossa dalla precisa volontà di sbarazzarsi della figlia appena partorita. Un omicidio quindi, non un incidente. La 29enne non è stata perciò accusata di infanticidio, dove la pena massima è di 14 anni. Melissa Russo Machado non potrà così beneficiare di riti alternativi e rischia fino all'ergastolo. Quando i carabinieri entrarono nella stanza sopra il nightclub all'alba del 29 ottobre del 2024 scoprirono l'orrore. La neonata, nata perfettamente sana e al termine della gravidanza, era stata gettata nel water. Melissa Russo Machado aveva anche tirato lo sciacquone nel tentativo di far scomparire il corpicino della bambina. L'autopsia ha chiarito che la piccola è nata viva e morta in seguito per annegamento. Secondo i periti, inoltre, la 29enne era lucida, capace di intendere di volere mentre uccideva la figlioletta. E oggi l'autopsia sui resti del tredicenne che è stato travolto e ucciso a Tortima sull'altopiano dei 7 comuni da un'auto che poi si è allontanata dal luogo dell'incidente. Il pirata è stato, come sapete, identificato, è un 23enne di Cartigliano. Il primo giorno di scuola è andato in archivio con un clima decisamente diverso da quello che ci si aspettava nell'istituto di Lusiana Conco frequentato da Stefano Angonese, il tredicenne di Tortima, investito da un'auto che poi si è allontanata dal luogo dell'incidente a 2 passi dal centro del paese. Il dolore e lo sgomento sono palpabili nella frazione di Lusiana Conco e fino a quando non sarà resa nota la data delle esequie tutto rimarrà sospeso su quella spalla dell'altopiano dei 7 comuni che guarda Bassano e Marostica. La sindaca Antonella Corradin ha già annunciato che nel giorno del funerale ci sarà il lutto cittadino, ma per poter fissare l'ultimo saluto allo sfortunato tredicenne bisognerà attendere il via libera da parte dell'autorità giudiziaria. Passaggio tecnico fondamentale è l'autopsia fissata per questa mattina, che potrà fare chiarezza sulle cause del decesso e sulla dinamica dell'incidente costato la vita a Stefano.
Dalle prime ricognizioni pare che la morte sia da ricondurre alla frattura delle ossa del collo avvenuta nello scontro con la vettura guidata dal 23enne di Cartigliano, che poi si è allontanato, oppure dalla caduta sul cordolo della strada. Nel frattempo si moltiplicano gli attestati di solidarietà e di cordoglio nei confronti della famiglia del giovanissimo, molto nota e stimata in tutta la zona. Pare che il papà del ragazzino e quello del giovane che guidava l'auto che l'ha ucciso si conoscessero per motivi di lavoro, una coincidenza che comunque non scrive nulla di più su una vicenda che ha distrutto due comunità. Servizio di Ferdinando Garavello, che è il responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo una notizia che riguarda la morte di un imprenditore, Carlo Cocchetto, imprenditore trevigiano, stroncato da un malore fatale, 58 anni, amico di Adriano Panatta e partner dell'Umana Reyer, lascia la moglie e due figli. Cocchetto praticava tennis a livello amatoriale ed era un amico stretto del campione italiano di tennis. Andiamo adesso a Padova in diretta da Valentina Vicentini, da Cristian Rocche Allende, perché sono state perquisite le abitazioni di 3 anarchici sospettati di avere scritto delle frasi offensive contro la polizia. Valentina, a te. Sì, buongiorno direttore, le perquisizioni sono in corso da questa mattina all'alba da parte della Digos di Padova nelle case di 3 esponenti del movimento anarchico ritenuti responsabili delle scritte violente contro la polizia e la magistratura che erano comparse in città lo scorso luglio. In vari punti di Padova erano stati rinvenuti non solo le scritte che inneggiavano ad Alfredo Cospito, 41 bis uguale tortura, ma anche degli striscioni contro le procure definite infami, seguite dalla cerchiata, che è la firma anarchica, ma anche uno striscione che inneggiava a Mohamed Attia, a fuoco alla polizia, un attentatore che aveva compiuto atti contro la polizia in Italia. Dunque grazie alle telecamere di sorveglianza, ai filmati guardati dalla Digos in questi mesi, in queste settimane, si è riusciti ad identificare i 3 presunti responsabili. Si tratta di 3 persone già note per la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi nell'ambito anarchico. Ovviamente maggiori dettagli e novità su questa vicenda nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie. La morte di un 54enne trovato senza vita dal figlio nella sua abitazione di Montecchio Precalcino. Sul corpo dell'uomo erano state rinvenute ferite da arma da fuoco. I carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia avevano rinvenuto l'arma costruita artigianalmente. Le indagini dei militari, supportati dall'ispezione svolta dal medico legale incaricato dal pubblico ministero, fanno ipotizzare che possa essersi trattato di un suicidio. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione di quanto accaduto e per chiarire i motivi che hanno portato al gesto estremo. Schianto mortale, come abbiamo visto leggendo i titoli dei giornali, sul lungo ponte che collega Chioggia con la Romea, a perdere la vita una donna ucraina di 30 anni. Tragedia sul ponte translagunare di Chioggia, dove in uno scontro tra un furgone e un tir, una donna di 30 anni, Olga Brodiuk, ha perso la vita. L'impatto è avvenuto lungo il ponte che collega Chioggia alla Romea. Ad avere la peggio la conducente del furgone, che viaggiava verso Venezia, quasi completamente schiacciato contro il camion. La vittima, di origine ucraina ma residente da anni a Chioggia, è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal furgone, i tecnici dell'ANAS e gli agenti della polizia locale per i rilievi. A perdere la vita una giovane ragazza di 30 anni, residente nel nostro comune, che era stata anche impegnata nelle elezioni amministrative del 2021. La conoscevo di vista, so che era una bravissima ragazza, volenterosa, impegnata, molto preparata. La Romea è rimasta chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia, con il traffico che ha subito pesanti ripercussioni. A livello ministeriale hanno finanziato la progettazione di queste varianti. L'attuale Romea non è più ovviamente idonea al volume di traffico che c'è adesso nel 2025. Sindaco Armelao, su quella che è stata definita più volte la strada della morte,
Vediamo adesso invece un'operazione della finanza, un via vai sospetto nel quartiere Arcella di Padova, e le Fiamme Gialle hanno arrestato un uomo per spaccio e sequestrato oltre 3 kg di droga. Blitz della Guardia di Finanza di Padova nel quartiere Arcella. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 3 kg di eroina, 300 grammi di cocaina e tratto in arresto un uomo di origine nigeriana. Il soggetto, fermato per un controllo, ha fatto insospettire i militari per il suo stato di agitazione. I finanzieri hanno per questo deciso di procedere a una perquisizione del suo appartamento, già da tempo sotto controllo per l'anomalo afflusso di avventori. All'interno hanno rinvenuto 273 ovuli contenenti eroina e cocaina, oltre a 10.000 euro in contanti, bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trasferito nel carcere di Padova. Il giudice ha poi convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Servizio di Marta Zatta, oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Italo Morao. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Il primo giorno di scuola senza cellulare, sbirciatine a WhatsApp e fughe in bagno. Tanti ragazzi andranno in crisi di astinenza senza il cellulare. Assolto il medico Novax Ennio Caggiano, suo diritto dare le esenzioni dai vaccini. E ancora stallo sul candidato del centrodestra, i leader parlano solo di autonomia, ne parleremo più avanti nel corso di questo telegiornale. E poi crede di aver vinto 100 euro, ma quando va in tabaccheria scopre che sono 100.000, si è messo le mani nei capelli. Consulente di banca fuggito con i soldi, puntava chi non aveva l'home banking. È successo a Bolzano, sarebbero stati sottratti a questi risparmiatori truffati 20 milioni di euro. L'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, allagate Bibione, Caorle, Eraclea, ma gravissimi danni anche in Friuli Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro. Andiamo da Federico De Rossi in diretta. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati. La città di Lignano si risveglia facendo un po' la conta dei danni. Lo avevamo raccontato anche con un servizio che è andato in onda ieri sera al telegiornale di Antenna 3, le strade trasformate in veri e propri corsi d'acqua, come potete vedere magari adesso anche nelle immagini che stanno andando in onda. Scantinati e garage completamente allagati e un campeggio, più precisamente a Lignano Riviera, messo letteralmente in ginocchio, con 60 persone evacuate. Prima abbiamo anche raggiunto l'assessore Donà del comune di Lignano Sabbiadoro con delega alla protezione civile, che ci ha raccontato che le 60 persone evacuate addirittura con i gommoni dai vigili del fuoco sono stati sistemati in degli alloggi provvisori per far loro terminare la vacanza. Una quantità d'acqua veramente impressionante. Come potete vedere, noi in questi istanti ci troviamo in Viale Centrale che collega Lignano Sabbiadoro e Lignano Pineta, all'altezza della Getur, e alle mie spalle vedete la rotonda di via Sabbiadoro che è chiusa temporaneamente al traffico a causa del cedimento dell'asfalto provocato dalle forti piogge. Le immagini penso che parlano da sole, più di 1000 parole, con l'asfalto che letteralmente si sgretola con una facilità veramente molto importante. Corroso dalle forti piogge, sono stati 21 centimetri per metro quadrato che hanno colpito il comune di Lignano Sabbiadoro, e secondo i dati registrati si tratta della quantità di pioggia più alta mai caduta a Lignano negli ultimi 30 anni. Come potete vedere proprio dalle immagini, pezzi di asfalto lungo la carreggiata che si sgretolano con una facilità veramente importante. Per farvi capire la quantità proprio d'acqua che ha bagnato e ha reso umidissimo l'asfalto, che si sgretola proprio solo al tocco, senza fare troppa pressione, che praticamente è qui in Viale Centrale. Una situazione veramente molto drammatica. Noi stiamo facendo un giro per Lignano per verificare anche appunto com'è la situazione. Ieri lo avevamo raccontato, in determinati punti della città garage scantinati avevano
avevano raggiunto oltre il metro di altezza, con l'acqua che era arrivata praticamente al di sotto della maniglia del garage, quindi una situazione veramente drammatica, con le auto all'interno distrutte, sommerse, una situazione veramente critica. E l'assessore Donà ci ha anche anticipato, ma lo sapevamo già, che nel pomeriggio alle 3 ci sarà l'assessore regionale Riccardo Riccardi con delega alla protezione civile, che verrà a Lignano anche lui stesso per vedere con i propri occhi i danni causati dal maltempo. Si parlerà sicuramente di investimenti da fare alla rete fognaria. L'assessore Donà del comune di Lignano Sabbiadoro ci ha anticipato che la pulizia dei tombini era stata fatta, però la potenza e la forza d'acqua caduta effettivamente in pochissime ore ha mandato in tilt tutto il sistema fognario. Lignano sta facendo il giorno dopo un po' la conta di tutti i danni, perché sono stati veramente importanti. Per il momento da Lignano Sabbiadoro è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Rossi, all'operatore Michele Zanette. Andiamo a Bibbione, dove è stata un'altra bomba d'acqua, 245 mm di pioggia caduti in 4 ore, strade, locali completamente allagati e la disperazione di negozianti, di residenti, di commercianti. Vediamo. Bibbione si è svegliata così. 245 mm di pioggia che si è abbattuta sulla località dalle 2 alle 7. Strade scantinati, garage, negozi allagati. 60 centimetri d'acqua, abbiamo raggiunto il livello, come si vede dai muri, che sono anche scoppiati, e poi abbiamo chiamato d'urgenza i vigili del fuoco, che sono intervenuti nell'immediato e hanno attivato le pompe loro sommerse, anche se noi abbiamo 3 pompe sommerse giorno e notte in funzione e 2 in aggiunta di proprietà. Quindi 5 pompe sommerse più quelle dei vigili del fuoco sono riusciti ad abbassare il livello dell'acqua, però i danni sono ingenti. Protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale al lavoro per ore tra Viale delle Costellazioni, Corso Europa, via Orsa Maggiore e le laterali. A distanza di ore la situazione qui in una laterale di Piazzale Zenit è ancora così. Più si va avanti, come potete vedere, più si alza il livello dell'acqua. Residenti e commercianti disperati. Manca la corrente, le pompe sommerse non funzionano, non si è visto nessuno. Gli unici che gli hanno dato una mano sono i pompieri, che appena chiamati sono arrivati e mi stanno svuotando scantinato. Bisogna sistemare idrovore, bisogna sistemare tutto il setto. Sono cambiati i tempi, ma bisogna adeguarsi ai tempi. Questa è l'unica cosa che voglio dire. Danni ne ho finché volete. Caldaia sotto, ascensore, tutto. Tutto bagnato da stamattina alle 6 che siamo qua. Perché non c'è manutenzione a Bibbione? Non c'è manutenzione, non puliscono. Sono tutte, come li chiamano, tutti pieni, tutti che vengono su. Tutti qui è ancora completamente allagato dopo ore. Dopo ore, sì, e chiamo la pioggia ancora. Non so chi ci viene a dare una mano o qualcosa, perché anche comunque il condominio non ci ha aiutato. Noi abbiamo dovuto chiamare noi i vigili del fuoco e tutto quanto, l'idraulico che ha messo altre pompe e tutto questo problema qua. Danni ingenti anche lungo le spiagge principali, con sdraio e ombrelloni sommersi dall'acqua e veri e propri canali tra la sabbia. Il nubifragio ha colpito, anche se in misura minore, Caorle. E la Regione ha firmato lo stato di emergenza, mentre la situazione è monitorata anche dall'assessore Giampaolo Bottacin, che ha incontrato il sindaco di San Michele, Maurutto. Sentiamo ancora Ilaria Marchiori. 245 mm di pioggia nell'arco di poco più di 6 ore.
è un dato estremo, mai registrato nella storia qui a Bibbione, e sono dati paragonabili a quelli che sono accaduti non in 6-8 ore ma in 36 ore in Emilia Romagna. Stiamo parlando di questo. Questa precipitazione ha colpito in maniera particolare Bibbione e Lignano, quindi una precipitazione assolutamente straordinaria. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di togliere l'acqua dalle strade, e per questo i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 pompe ad alta capacità, noi con 4 pompe ad alta capacità, e quindi questa è stata la prima fase dell'intervento, dopodiché si interviene svuotando gli scantinati e tutti gli interrati, che sono parecchi. Abbiamo fatto intervenire volontariato di protezione civile un po' da tutta la città metropolitana, ma anche da altre province, perché ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Una situazione che ci ha colti di sorpresa, il commento del sindaco Maurutto, che risponde agli appelli disperati dei cittadini mentre è stato firmato lo stato d'emergenza. Attiveremo tutti i nostri canali possibili per in qualche modo avere un riconoscimento di quelli che saranno i danni, ma che non abbiamo ancora accertato. Come un po' tipico di queste zone, insomma, siamo anche abituati comunque a recuperare subito la situazione. Vedo che molti si sono messi all'opera fin da subito per ripristinare i propri locali. La difficoltà maggiore era sulle attività commerciali, sulle attività alberghiere, che in qualche modo avevano una presenza anche importante di turisti e quindi dovevano garantire il minimo dei servizi necessari ai turisti. Abbiamo visto che comunque tutti hanno capito la situazione, chiediamo questa comprensione anche ai turisti presenti in maniera così numerosa in questi giorni, e credo che sia un momento così eccezionale e anche unico, e da Bibbione già da domani possa in qualche modo riprendere la sua normale fisionomia e possa essere accogliente come sempre. Cosa ci si dovrà aspettare dunque nelle prossime ore? Il grosso è accaduto stanotte dalle 2 alle 6 di mattina, c'è stata un'altra botta verso le 10 questa mattina, e poi nel pomeriggio ha continuato a piovere, però si va verso il miglioramento. A Oderzo nel Trevigiano una importante mostra dedicata a un grandissimo campione, l'indimenticato, indimenticabile Paolo Rossi. Andiamo da Elena Dal Forno con l'operatore Edoardo Paris. A te Elena. Sì, direttore, buongiorno e buongiorno naturalmente a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete Veneta. Siamo qui con Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, che ha appena finito di presentare questa straordinaria mostra, memorabilia, le maglie del Vicenza, le maglie dei campioni del mondo, i biglietti di tutte le finali di Champions League. È stato un momento molto anche emotivo, bisogna dire questo, ricordare Paolo. Sì, è sempre un'emozione ricordare Paolo, è sempre però bello ricordare l'uomo Paolo insieme allo sportivo Paolo. Ecco, proprio in un museo si diceva perché il calcio, perché arte, cultura e sport insegnano grandi valori, quelli di Paolo. Assolutamente, perché c'è proprio lo sport è anche l'espressione della cultura e della cultura anche di un paese come l'Italia, in cui ricordiamo il 69% degli italiani sono calciofili, quindi dallo sport passano davvero tanti ricordi, tante memorabilia, tanti insegnamenti, tanti valori, ed è questo che noi anche con la mostra di Paolo e le legend vogliamo trasmettere, aiutare a diffondere. Ecco, proprio quei valori che Paolo le insegnò quando la incontrò per la prima volta, come ci raccontava un episodio molto carino. Sì, io ero veramente bambina quando ci siamo incontrati per la prima volta, perché quando Paolo arrivò a Perugia, mio padre, che era un grande tifoso, insieme ai miei fratelli, e quindi andammo a conoscere quello che era considerato l'eroe, ma non solo l'eroe per Perugia, per una città, ma l'eroe italiano. Quindi andammo a conoscere, lui mi accarezzò la testa e io rimasi colpita dal suo sorriso e da quella luminosità che avevano i suoi occhi, quel sorriso e quella luminosità che poi ho ritrovato dopo tanti anni e che mi ha fatto innamorare di lui. Ecco, questa mostra tra l'altro viene dal Palazzo delle Nazioni Unite, quindi è stato Paolo il primo italiano atleta ospitato dentro il Palazzo di Vetro.
dietro. Sì, siamo reduci appunto da questa bellissima mostra alle Nazioni Unite e Paolo non solo il primo ma anche per ora l'unico sportivo italiano al quale le Nazioni Unite hanno aperto le porte, spalancato le porte e dedicato una mostra. Ecco, siccome lei è anche presidente della Lega femminile, non posso non farle questa domanda. Innanzitutto il calcio femminile come sta, dov'è? E poi so che Paolo, come ha raccontato prima, era stato forse quello che aveva visto prima degli altri il futuro di questo sport. Ma Paolo come sempre ha giocato d'anticipo, aveva intuito questa evoluzione, questa esplosione del calcio femminile già nel 2019 con il mondiale di Francia, che poi davvero ha fatto conoscere il calcio femminile in Italia e vedeva un futuro molto promettente. Mai avrei immaginato io poi di guidare, diciamo, il vertice del calcio femminile italiano. Oggi sono molto orgogliosa di farlo perché stiamo crescendo tanto, siamo già insomma non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale esiste adesso, ci siamo affermati, stiamo crescendo, ovviamente ci sono tantissimi obiettivi da raggiungere ancora, ce li siamo dati come scadenza, e però il calcio femminile oggi in Italia esiste, è una realtà forte e capace poi di attrarre tantissimi italiani tifosi che giorno dopo giorno insomma ci accompagnano sempre più in questa bellissima avventura. Ecco l'ultima domanda, lei ha 2 figlie, fotocopie di Paolo, si augura per loro anche un futuro magari da calciatrici? Ma allora calciatrici non direi, perché una è ballerina, l'altra gioca a pallavolo, però più che altro mi auguro un futuro sano, un futuro sano, devono fare quello che vogliono, nel senso devono essere soprattutto felici prima di tutto, sono 2 ragazze straordinarie e la cosa che mi preme è che continuino, questo glielo ripeto ogni giorno, continuino anche a ricordare Paolo e a rappresentare Paolo nei suoi valori. Questo ecco, è una cosa che io chiedo loro tutti i giorni. Abbiamo un impegno grande, quello appunto di rappresentare non solo una leggenda ma soprattutto un uomo. Ecco, proprio su questi valori Zambrotta ha detto non si può essere grandi calciatori senza grandi valori, e su questa frase ti restituisco la linea, direttore, ricordando a tutti che la mostra è aperta qui a Oderzo, rimarrà aperta con diciamo tante memorabilia da vedere, con un'opera luminosa che sarà esposta fino alla fine di settembre, e anche ci sarà una sezione dedicata ai campioni opitergini che hanno giocato in Serie A, Gianfranco Zigoni, Renato Faloppa e Ivan Gregori, e su questo ti restituisco la linea. Grazie molte. Grazie Elena Dal Forno, grazie alla moglie di un grandissimo campione, Paolo Rossi. Torniamo alla cronaca nera, sempre i furti, purtroppo in tutte le nostre province, ogni giorno ne parliamo, denunciate dai carabinieri 2 ladre in un centro commerciale della cintura padovana, con sé avevano una refurtiva per oltre 700 euro. Erano state notate mentre si aggiravano con fare sospetto nel centro commerciale Ipercity di Albignasego. 2 donne, una 48enne della provincia di Reggio Calabria e una 28enne di origine filippina residente a Udine, sono state seguite dagli addetti alla sicurezza e sono state viste mentre rimuovevano il dispositivo antitaccheggio da alcuni prodotti. Arrivate alle casse, hanno pagato solo 2 articoli. Fermate sono state identificate dai carabinieri che erano stati allertati dagli addetti, e oltre ai prodotti pagati sono stati trovati ulteriori capi di abbigliamento e cosmetici riconducibili anche ad altri punti vendita del centro commerciale. Alla fine dell'inventario è stata recuperata merce del valore complessivo di 736 euro che è stata contestualmente restituita agli esercenti. Per le 2 donne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova. Sono stati furti in tutta la Marca, molti nelle abitazioni. A Valdobbiadene siamo tornati perché nel mirino dei ladri, questa volta Piazza Mazzini, con un raid tra il bar e l'Emporio. Sentiamo Cristian Arboet.
Hanno preso soldi, 50 euro sulla cassa, a fondo cassa. Ha suonato l'allarme subito, ecco, la carabinieri davanti qua al locale. Probabilmente pensava di agire indisturbata la coppia di ladri entrata in azione al bar Ombre Bianche in piazza Mazzini a Valdobbiadene, dove sabato notte si sono vissuti attimi concitati, come racconta anche la titolare Sun. Sono sfuggiti dopo l'hanno trovato, mi pare alle 4 di mattina mi ha chiamato, hanno trovato, ci ha portato le video per vedere se sono loro. Vestiti, cioè un po' coperto con la sciarpa, un po' davanti, non è che proprio vede viso, però conosciamo anche di vista. Insomma, sarebbero dei giovani noti in zona, le telecamere li avrebbero ripresi, non si esclude siano gli stessi che hanno colpito sempre negli ultimi giorni in piazza Mazzini, dal Pulisecco al vicino Emporio, dove si è registrata una vera e propria razzia. Mattina 6 venire la ladri entrare dentro, rubare la soldi, anche qualcosa per roba. Quindi vi hanno rubato sia i soldi del fondo cassa, quanti? E 300 euro, anche qualcosa per costa di più, Bluetooth, auricolare Bluetooth, anche quello power bank, qualcosa, tutto rubato. Non solo soldi quindi, ma anche materiale per i cellulari, facilmente rivendibile. Per Fiona, a Valdobbiadene come altrove, il clima è cambiato. Brutto, più o meno non è tanto sicuro, perché io già venire in Italia a 10 anni, però la prima molto bene, adesso no. Adesso un po' più, diciamo così, pericoloso. Sì, esatto. Un 43enne aveva aggredito carabinieri, infermieri, vigili del fuoco, sanitari del SUEM, a calci, pugni, aveva anche sputato contro tutte queste persone ed è già libero. L'amarezza del primario di Pedemontana Emergenza, che parla di aggressioni continue, ma bisogna cambiare mentalità e anche le norme che dovrebbero arginare questi episodi di gratuita violenza. Quello che fa più fastidio non è tanto lo schiaffo in faccia, il pugno, la pedata, quello che fastidio è il gesto. Ecco, è il gesto, cioè perché te la devi prendere con uno che alla fine non è qui né per disturbare né però per aiutarti. Ecco. Questo non riusciamo a capire. Cioè, cosa ti fa scattare il fatto di dover picchiare l'equipaggio di ambulanza che ti viene a dare una mano? Non se ne fa una ragione Matteo Tommasi, primario di Pedemontana Emergenza, dopo l'ennesima aggressione subita da componenti del suo staff nel corso di un intervento. È mezzanotte quando alla centrale operativa di Crespano arriva la segnalazione di un uomo in difficoltà, un 43enne italiano con forti dolori al braccio, all'interno della propria abitazione a Valdobbiadene, dove oltre ai sanitari arrivano anche i vigili del fuoco per l'apertura della porta. Una volta all'interno e dopo le prime cure, il paziente diventa una belva, complice l'alcol, calci, pugni, sputi, ne ha per tutti. Mentre un carabiniere viene ferito lievemente, la dottoressa di turno si deve rifugiare in bagno barricandosi. Il suo non è soltanto spavento. Direi più istinto di autoconservazione, cioè nel senso noi non possiamo permetterci di essere feriti o di aggredire nel momento in cui abbiamo bisogno di aiutare, cioè dobbiamo essere integri nella possibilità di poter intervenire. L'uomo viene fermato per resistenza pubblico ufficiale e portato in caserma, ma di fatto poche ore dopo è già libero nel malumore generale anche di esercenti e baristi. Si tratta di un pregiudicato spesso molesto. Lo stesso Tommasi non nasconde la sua amarezza. Stanno parlando, visto che in regione stanno parlando delle bodycam, potrebbe essere un buon deterrente. Quello che manca è comunque la certezza della pena. Cioè, anche se ti porto le prove che mi hai aggredito e poi dopo 2 ore sei a casa tranquillo, tanto vale, insomma. Come è successo in questo caso? Come è successo in questo caso, quindi bisogna capire un attimo, cioè, è un discorso a tutto tondo, un po' che va oltre la parte sanitaria, c'è da rivedere qualcosa anche a livello di giurisprudenza, di tutto, insomma, di civiltà fondamentalmente. Continuano le segnalazioni a Vicenza sull'accattonaggio molesto, lo dice l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco.
Riceviamo continue segnalazioni dei cittadini della presenza di molte persone dedite all'accattonaggio molesto a tutte le ore del giorno e anche durante le serate. I cittadini non si avvicinano più al centro storico, hanno paura di salire sugli autobus, ma l'amministrazione comunale è ferma. Bisogna intervenire in maniera efficace portando il tema al Comitato delle Forze dell'Ordine, Ordine e Sicurezza, affinché si possa trovare una soluzione condivisa che riguardi tutta la città. La stessa presenza di queste persone ai parcheggi impaurisce le persone che non si avvicinano, che evitano di andarci. Questa è una situazione che si sta ripetendo nel tempo, nessuno sta intervenendo, bisogna farlo assolutamente quanto prima. Esiste un regolamento chiaro comunale che impedisce l'accattonaggio, la polizia locale deve intervenire con tutti i mezzi a disposizione, anche con le sanzioni, arrivando fino al DASPO urbano, questo è fondamentale. È evidente che se nessuno interviene la situazione rischia di degenerare e quindi è importante che anche il sindaco delegato alla sicurezza si renda conto della situazione e possa intervenire in maniera efficace. Questa è la richiesta che facciamo, insisteremo nelle prossime settimane perché vengano adottate tutte le misure necessarie, che il sindaco intervenga, questa è la richiesta fondamentale. E Francesco Rucco, che è candidato alle prossime regionali con Fratelli d'Italia, si riferiva in particolare al Park Stadio. Tante segnalazioni di cittadini che denunciano il degrado e proprio la presenza di molti sbandati. Il degrado nel parcheggio scambiatore comunale nei pressi dello Stadio Menti ha raggiunto livelli intollerabili per gli utenti che lo utilizzano per andare in centro con il bus. È uno dei parcheggi che erano stati assegnati alla società GPS, con cui però il comune ha disdetto l'affidamento in attesa di un nuovo gestore. Nessuno quindi sta facendo alcun tipo di manutenzione, ci dicono i commercianti della zona, che denunciano anche la presenza stabile di abusivi che aggravano la situazione. Cosa nota di particolare che non è accettabile? Sporcizia e poi non ingresso di persone esterne non controllate, insomma, ecco. Il comune deve intervenire secondo lei? Direi di sì, un'occhiata la darei, insomma. Ed è un disastro, ci sono escrementi, immondizie, fanno schiamazzi, qualcuno li ha visti anche denudarsi e lavarsi per quello che possono qua intorno. Dopo vengono anche qui da noi alla Conchiglia d'Oro, sia in gastronomia che nel ristorante, cercando anche di caricare il telefono, cercano servizi, noi li mandiamo via puntualmente, anche un po' una situazione incresciosa per i nostri clienti sia dell'hotel che della gastronomia. Assolutamente il comune dovrebbe intervenire. Io appunto ho fatto anche altre volte raccolte di firme, l'abbiamo fatto anche altri anni, io assieme ad altre persone, proprio non solo per questa situazione ma anche per problemi che c'erano agli orari eccetera, per cui io che sono fruitrice di questo servizio e che lo faccio non per andare a divertirmi ma per andare a lavorare, quindi pretendo che, visto che lavoro in centro e la situazione è già quello che è, io che sono un negoziante ho bisogno che la gente mi arrivi in centro nella maniera più tranquilla possibile. I problemi che riscontriamo più gravi sono quelli che lasciano immondizia nei parcheggi e è diventato un disastro e poi cominciano a girare topi dappertutto e scarafaggi e quant'altro. Si dovrebbe tenere un po' più concentrato, un po' più controllato dall'amministrazione, perché non si può vivere in questa maniera. Allora, questi erano i vicentini sul degrado del Park Stadio. Vediamo anche, sempre a Vicenza, la riqualificazione dell'area ex macello. La rivoluzione del centro storico. L'ex macello, un rudere fatiscente, un buco nero nel cuore di Vicenza, che viene riqualificato. Il progetto prevede la creazione di uno spazio polifunzionale con la realizzazione di uno studentato universitario, una piazza che si colleghi al quartiere Barche e un parcheggio per la maggior parte coperto. Sì, il progetto intende restituire quest'area, l'area dell'ex macello, alla città dopo anni di isolamento. Di fatto rappresenta un vuoto nella memoria dei vicentini, è una zona inesplorata. Creiamo delle nuove relazioni attraverso la progettazione di una nuova piazzetta che è aperta su Viale Giuriolo, che si affaccerà sul fiume Retrone e che creerà un nuovo collegamento anche con Contrada delle Barche.
Ci sarà inoltre pensato all'insediamento di uno studentato rivolto ai giovani per rispondere alla crescente sviluppo di Vicenza come città universitaria, e altro punto importante, il recupero dei posti auto che permetteranno di liberare Piazza Matteotti dal parcheggio e quindi creare anche i presupposti per una riqualificazione di Piazza Matteotti stessa. Adesso che è stato depositato il progetto di riqualificazione, l'iter è avviato per ottenere i pareri e le autorizzazioni. Sarà convocata una conferenza dei servizi per l'espressione dei pareri da parte degli enti interessati, dalla soprintendenza al Genio Civile fino all'ULSS e ai gestori dei sottoservizi. Sarà comunque un iter non semplice, nel senso che da qui ai prossimi mesi, contiamo tra la fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo, verranno rilasciati tutti i pareri autorizzativi per procedere con l'intervento, e poi sarà un cantiere di circa 3 anni, però è frutto di un lavoro che ormai va avanti da 2 anni e quindi siamo molto fiduciosi che l'opera possa andare fino in fondo. Il progetto prevede al piano terra un'autorimessa con una capienza di 48 posti auto. Inoltre un ruolo centrale lo avrà anche lo studentato, che ospiterà 60 posti letto. È un momento storico per la città, perché dopo decenni l'ex macello rivede la luce, rivede la possibilità di essere completamente riqualificato, arriverà uno studentato, verrà portato lì anche al piano terra il parcheggio che oggi è in Piazza Matteotti, consentendoci di liberare Piazza Matteotti dalle auto e di ridisegnare una nuova piazza meravigliosa per la città. Insomma, è veramente un'occasione unica per recuperare, per ridare vita a questo angolo di Vicenza. Sì, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, al microfono di Carlo Alberto Inghilleri. Andiamo nel Padovano perché c'è stato un tilt, il traffico in tilt a Ponte di Brenta, in una zona ricca di cantieri per la seconda linea del tram, e l'opposizione va all'attacco della Giunta. Ponte di Brenta invece entra nella seconda fase dei cantieri del tram per la linea Sir 2 dopo la riapertura sabato di via San Marco. I lavori si sono spostati davanti a piazza Barbato, come aveva annunciato l'assessore alla mobilità Andrea Lagona. Con la riapertura delle scuole però la mole di traffico è aumentata e nelle ore di punta si sono registrate delle lunghe code, una situazione difficile monitorata dalla minoranza in consiglio comunale, che va all'attacco dell'amministrazione sulla gestione dei cantieri. La consigliera leghista Eleonora Mosco da Ponte di Brenta riprende il traffico e critica la decisione di concentrare i lavori nella zona. La verità è che questo tram sta portando caos, confusione e traffico in tilt. Si vantano di aver inaugurato la tratta di via San Marco per il tram, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Questa mattina all'apertura, all'inizio delle scuole, i semafori erano lampeggianti, la viabilità è andata in tilt, famiglie esasperate, un quartiere che era al collasso. Questa è una prova di una gestione senza comunicazione e rispetto per i cittadini, conclude Mosco. La contestualità dei cantieri non sta facendo altro che creare problemi ai cittadini, ai residenti e ai commercianti. Servizio di Valentina Visentin, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona e sull'eredità di Pippo Baudo, 10 milioni che sono stati lasciati in parte al figlio, in parte alla figlia, ma anche alla segretaria, e su questo interviene Katia Ricciarelli che contesta la decisione dell'ex marito. Pubblicità, andiamo 2 minuti in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzai e Ettolo Morao, torniamo subito. Il video shock dell'uccisione dell'influencer MAGA, un sostenitore di Trump, Charlie Kirk, assassinato da un cecchino da 180 metri di distanza. Vediamo proprio il momento in cui questo ragazzo di 31 anni, un idolo di tanti ragazzi conservatori, è stato colpito. Ecco qui il colpo, un proiettile alla testa e si accascia per terra, cade per terra, il panico tra la folla che teme che sia in corso un attentato che possa creare anche, provocare altre vittime. Tanti si sono dati alla fuga, poi l'intervento, il cordoglio in diretta con un messaggio alla nazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È un momento davvero molto pesante sulla scena internazionale.
L'altro giorno l'attacco, così è stato definito, l'attacco della Russia alla Polonia con dei droni. Mosca smentisce di aver voluto aggredire Varsavia, ma insomma c'è uno scontro nuovamente tra l'Unione Europea e il Cremlino, e intanto anche la situazione drammatica che sta precipitando a Gaza, dove l'esercito israeliano sta per sferrare un altro massiccio attacco. E ieri attivisti in Calli e Campielli per sostenere la missione della flottiglia in viaggio verso Gaza per portare aiuti. Una campanella per Gaza. Un suono che ha richiamato tutti al liceo Duca degli Abruzzi ad un minuto di silenzio in segno di solidarietà verso il popolo palestinese vittima della guerra tra israeliani e i terroristi di Hamas. Si è scelto il silenzio perché appunto potrebbe essere metaforicamente un'opposizione al rumore, cioè un silenzio che si contrappone al rumore, ma al rumore anche al disordine, al caos che si sta verificando. Un evento voluto e condiviso da tutta la scuola. È un'iniziativa che è stata voluta, caldeggiata, promossa dall'intero corpo docente, tant'è vero che è stato oggetto anche di una delibera. C'è stato un insegnante che ha avviato una lettura della finalità educativo-didattica. Non un evento fine a se stesso, ma una vera e propria lezione per gli studenti. Sul finire del precedente anno scolastico, di una discussione in merito ovviamente agli eventi che si stanno verificando, quindi di una presa d'atto di coscienza da parte degli studenti di questo scenario politico internazionale. Quindi è soltanto il culmine di un discorso già avviato e già portato avanti dai docenti, dall'intero corpo docenti del liceo Duca degli Abruzzi. E a Vicenza gli attivisti del centro sociale Bocciodromo hanno occupato l'edificio abbandonato dell'ex istituto Baronio in Viale Trento, un'iniziativa pro-Palestina contro la guerra. Hanno scritto all'esterno: blocchiamo tutto. Abbiamo deciso di occupare, parlando di guerra, di servitù militari e diserzione, con un meeting che si chiama No More Bases, No More Wars, che partirà da domani, giovedì 11 settembre, e finirà domenica 14. È un'occupazione definitiva, nel senso che voi eravate ritornati poi nella vecchia sede ai Ferrovieri. Resterete qui? No, al termine del meeting torneremo nella nostra sede. Gli attivisti avrebbero dunque scelto un'occupazione temporanea di questo stabile abbandonato da anni in Viale Trento. Non sarebbe perciò un vero e proprio trasferimento del centro sociale dalla storica sede del Bocciodromo nel quartiere Ferrovieri, destinato ad essere abbattuto per il cantiere della TAV. La nuova occupazione nell'ex edificio scolastico Baronio è stata decisa in occasione della settimana di iniziative pro-Palestina promosse anche in città e che culminerà nella manifestazione di sabato, che si contrappone al Festival dell'Amicizia con gli Stati Uniti voluto dall'amministrazione comunale. Ed è una manifestazione per ribadire che quella che c'è tra Vicenza e l'esercito statunitense non è amicizia, ma è un'occupazione militare. Partiremo da Piazza Castello e raggiungeremo la base del DIN attraverso l'Argine, e sarà un momento per ribadire che non accettiamo questa occupazione, per ribadire che siamo contro la guerra, siamo contro il genocidio, e anche per sottolineare che il genocidio e le guerre partono anche da Vicenza attraverso le basi militari che ci sono nel territorio. E sempre a sostegno della flottiglia diretta verso Gaza, attivisti hanno manifestato in Calli e Campielli di Venezia. Tra le manifestazioni che si ripetono quasi quotidianamente in favore della causa palestinese e contro le drammatiche azioni militari a Gaza, anche a Venezia sono scesi nelle calli gli attivisti di vari movimenti e associazioni, unanimi nel condannare la violenza, ma anche il comportamento del governo italiano, voci che si uniscono tra loro nelle pesanti critiche al comportamento del nostro paese. È particolarmente inaccettabile in questo momento, è comprovato da più fonti internazionali che questo è un genocidio
genocidio e il governo italiano continua a perseverare nel suo ignorare quello che sta accadendo in Palestina. E i centri sociali del Veneto si uniscono alla protesta dei portuali di Genova a sostegno della flottiglia e si dicono pronti a imitare la categoria dei lavoratori genovesi e a bloccare il porto di Venezia per dare un segnale concreto di lotta. Siamo pronti a bloccare il corpo e a fare quel passetto in più che adesso è necessario, quindi agire in questo momento è necessario per chiedere uno stop al genocidio immediato, per finire le atrocità che si stanno appunto perpetrando su Gaza, in Cisgiordania, e soprattutto in solidarietà alla Sumud flottiglia che è partita per arrivare a Gaza. Unanime invece sostegno alla missione in corso per portare aiuti e cibo a Gaza, un'azione che va sostenuta senza titubanze. È il principale tentativo dopo la marcia su Gaza che proponiamo per appunto rompere l'assedio, ed è una flotta civile di attivisti, pacifica, non violenta e assolutamente legale, che si compierà in acque internazionali e che ha appunto l'unico scopo di rompere questo assedio. Da condannare poi l'azione militare di Israele. Si definiscono indignati i militanti scesi in strada a Venezia. Inaccettabile, che avviene con il beneplacito di Trump e del suo governo e con il silenzio e la complicità del governo italiano e di tutta l'Unione Europea. È una cosa ormai inaccettabile, veramente inaccettabile. Servizio di Federico Fusetti. Ieri sera abbiamo parlato della violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi che sono stati abbattuti da cacciamilitari polacchi e olandesi. C'era anche un aereo spia italiano. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti di Focus, il consigliere regionale della Lega, Luciano Sandona. Questo diciamo, ingresso dei droni russi nello spazio aereo polacco. Innanzitutto bisognerebbe accertare bene quello che è successo, perché poi non è neanche semplice far questo, perché poi alla fine magari si scopre qualcosa di diverso. Non voglio difendere sicuramente la posizione della Russia, però per esempio erano caduti anche degli altri missili, perché comunque stanno combattendo una guerra poi al di là del confine, quindi a qualche centinaio di chilometri, ed erano caduti già nei mesi scorsi dei missili che poi si è scoperto che erano della contraerea, quindi bisogna accertare bene quello che è successo. Poi quello che la gente percepisce, io credo che la Russia non abbia nessun interesse ad attaccare, diciamo, un paese che fa parte del patto atlantico, della NATO, in cui si può tranquillamente, cioè nel caso venisse attaccato si invocherebbe addirittura l'articolo 5, quindi la difesa comune degli altri paesi, sì, degli altri paesi della NATO, e questa sarebbe una cosa gravissima per tutti noi, con conseguenze dirette anche diciamo nei nostri confronti, nei confronti non solo del nostro esercito ma anche delle nostre basi militari. Ricordiamo che in Italia ci sono il maggior numero di basi militari statunitensi e il maggior numero di soldati di tutti gli altri paesi europei. Abbiamo perlomeno 2 basi dove ci sono per esempio delle testate atomiche, quindi come Aviano. Sono tutte e 2, diciamo, verso nord-est, sì, quindi Aviano e Ghedi. Quindi questo è bene sempre ricordarlo per capire cosa si rischia, perché stiamo giocando anche con il fuoco e anche, se mi permette, con le parole, perché certe determinate dichiarazioni sono di una irresponsabilità, secondo me, totale. Innanzitutto sembra che qualcuno voglia tirare dentro i paesi europei dentro a questo conflitto, e mi riferisco direttamente a Zelensky. Quando si parla di soldati, e l'Italia, per fortuna, il governo italiano, diciamo con chiarezza, ha escluso l'invio di nostri soldati, certo, ma non solo, ma deve portare questa problematica anche con gli altri stati europei. Stati europei, così Luciano Sandona ieri sera a Focus. Intanto ancora un nulla di fatto nell'ennesimo vertice del centrodestra a Roma sulle candidature, sulla candidatura in particolare alla presidenza della regione
del Veneto. Sentiamo il servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti. Stanno vivendo veramente questo periodo come una successione a Zaia, una successione di potere, il centrodestra, e colpisce perché invece che parlare di temi, invece che fare delle azioni che sono importanti per tutti i cittadini, mi pare che si siano un po' fermi in balletti autoreferenziali. Lui in campo c'è già da un mese e attende un confronto che ancora non arriva perché l'avversario semplicemente non si palesa. Centrodestra sospeso e hai voglia a dire che la cosa non è un problema. La lettera a Giorgia Meloni spedita da Raffaele Zanon, presidente di Confimi Industria Padova Rovigo, ma anche storico esponente di Fratelli d'Italia, ha indubbiamente alzato la tensione. E se è vero che i vertici meloniani ritengono l'iniziativa personale, l'allarme lanciato da Zanon sullo stallo e sulla lista Zaia definita escamotage per perpetuare un sistema di potere ha lasciato il segno sugli alleati. A Ring Villanova fa ironia. Io devo intervenire come capogruppo della Lega o come dentista libero professionista? Cioè dice la foglia di fico, nel senso che... Attenzione, cioè, la lista Zaia è un sistema di potere, perpetua il suo sistema di potere. Ricordiamoci che il vero potere in Veneto ce l'hanno gli elettori, che se si trovano davanti la lista Zaia hanno la possibilità o meno di votarla. Il sistema di potere è, scusatemi, qualcosa che abbiamo sentito dire dalla sinistra e mi sembra strano che un esponente storico della destra, del centrodestra, possa uscire con qualcosa del genere. Io cerco di interpretare quelle ansia e quelle aspettative che la stragrande maggioranza dei veneti ripone nel futuro, chiunque esso sia il candidato. Le parole più forti della lettera, quelle sulla sanità e sulle criticità di chi ci lavora e ne usufruisce. Fanno presenti molti problemi che vanno risolti e non sono ancora risolti. Queste cose bisogna dirle con coraggio, con onestà, perché saranno i futuri problemi che la coalizione dovrà affrontare. Manildo da par suo registra un fatto concreto in linea con quanto sostiene Zanon come imprenditore. Io ho incontrato persone, imprenditori, professionisti, persone anche con idee politiche probabilmente diverse del centro-sinistra, che hanno incominciato a rivolgere forti critiche. Uno sul fatto che questa campagna elettorale sta diventando troppo breve sui temi. È l'appello di tutte le categorie, non si è mai visto che le associazioni di categoria venete facciano insieme un appello dicendo: cerchiamo di parlare dei temi, la situazione del Veneto non è una situazione così da isola felice. E nelle ultime ore proprio Manildo torna sulla decisione di Palazzo Balbi di varare il bilancio provvisorio per il 2026. Non si venga a dire che non c'era il tempo, attacca. Tutti sapevano che si sarebbe votato in autunno, il tempo c'era, mancava la volontà. La verità è che quello che si prepara è un bilancio difficile fatto di tagli e rinunce e si preferisce lasciare il cerino acceso in mano ad altri. Un cerino che per Flavio Tosi però resterà in mano al centrodestra, anche se si dovrà attendere per il nome più atteso. Mentre giustamente il centrosinistra è già in campo, dovevamo semplicemente trovare un candidato che si divertisse a fare una bella campagna elettorale perdente, perché quello è il loro destino. Dalla parte di qua devi decidere chi governerà il Veneto per i prossimi anni, quindi insomma, è anche normale che ci sia un dialogo più serrato. Abbiamo parlato ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto l'assessore a bilancio del comune di Montebelluna, Lucrezia Favaro di Fratelli d'Italia. Io chiaramente posso dire che è un po' il gioco delle parti, uno dice le cose vanno bene, l'altra parte dice le cose non vanno bene, perché chiaramente deve fare opposizione e quindi ci sta questa dialettica che ovviamente è non del tutto corretta da entrambe le parti, però ci sono delle cose vere invece che vanno sottolineate. Per quanto riguarda le nostre situazioni a livello locale, quello che possiamo rilevare a livello comunale è che c'è una necessità a volte per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Esistono delle famiglie che non sono in grado di pagare l'affitto per varie situazioni
e in questi casi chiaramente è richiesto un intervento da parte dell'ente locale. L'ente locale che come sappiamo deve prendersi cura delle persone in difficoltà che sono nel proprio territorio, e questa è una delle finalità più importanti dei comuni, ed è una finalità proprio fondamentale. Si parla del cosiddetto domicilio di soccorso. È una tutela minima che deve essere chiaramente garantita a tutti. Dopodiché queste situazioni di emergenza abitativa a volte riguardano persone che sono tra virgolette italiane da sempre, e poi abbiamo alcuni stranieri che sono o meno residenti, di cui ci dobbiamo occupare per varie necessità. Posso ringraziare soltanto i nostri servizi sociali, perché a Montebelluna sono veramente efficienti e riescono a garantire comunque una tenuta di quella che è la situazione. Così l'assessore al bilancio Lucrezia Favaro abbiamo parlato ovviamente anche di economia. Andiamo in pubblicità, state con noi. Ieri, primo giorno di scuola per gli studenti del Veneto, tutto bene a Treviso, dove si temevano problemi per il trasporto pubblico nella zona della stazione dove c'è un cantiere in attività. Lucio Zanato. Sono le 7:30, assessore, stiamo vedendo, diciamo così, il primo giorno di scuola, come sta procedendo? Sta procedendo tutto bene, finora non ci sono stati problemi, gli studenti sono incanalati nei percorsi che RFI ha realizzato anche grazie alla nostra collaborazione. Abbiamo la polizia locale che sta vigilando, sta monitorando. Mi pare che ci sia un traffico ordinato e quindi finora nessun problema. È iniziato così l'anno scolastico a Treviso. Nonostante una leggera pioggia che ha contribuito all'aumento del traffico, tutta la macchina del trasporto pubblico non ha avuto intoppi dalla stazione dei treni fino ai vari istituti. Non ci sono stati studenti a terra e corse in ritardo né per Treviso né per il resto della provincia. Gli studenti dovrebbero essere circa 30.000, i mezzi sono circa 500. 500 sono anche le persone nostre che sono al di fuori, di cui 430 autisti e altro personale amministrativo di controllo. Abbiamo 2 treni a disposizione, uno alle 7:44 che va agli istituti di Lancianigo e poi uno alle 7:52. Con questi 2 treni portiamo circa 1200 studenti agli istituti di Lancianigo. Non solo controlli da parte del personale MOM. Abbiamo oltre i controllori, abbiamo anche del personale amministrativo che hanno la funzione non semplicemente solo di controllo, ma anche di incarrozzamento ed aiutare soprattutto magari coloro che arrivano al primo anno qui a Treviso per andare a scuola. Ad esempio, questa mattina cosa è successo? Guarda, c'era proprio poco fa una ragazzina di prima che doveva prendere la navetta via l'Europa, non sapeva, non aveva letto l'indicazione, abbiamo un attimo accompagnata ed è salita ed è partita per andare a scuola regolarmente. Forte anche la presenza della polizia locale per la gestione del traffico e non solo. Quanto personale in movimento questa mattina? Ma questa mattina in questa zona abbiamo 10 operatori. E il resto della città? Perché poi ci sono anche i quartieri? Certo, e per il resto della città abbiamo circa altre 20 persone che stanno tenendo monitorato le varie situazioni. Ecco, non solo traffico, perché voi avete anche il vostro cane antidroga in collaborazione, anche abbiamo visto con la finanza e non solo. Sì, è corretto, in questo momento è in corso un'operazione di ordine pubblico coordinata dal signor Questore, quindi la nostra è solo un'aliquota di questa operazione. A quanto pare qualcuno lo avete già, tirato nella rete. Stiamo facendo le nostre attività. In effetti un giovane è stato fermato da 3 agenti per controlli lungo via Roma, mentre l'altro cane antidroga della Guardia di Finanza si spostava verso la stazione delle autocorriere. Passate le 8, tutto ha ripreso il suo ciclo normale. L'impatto è positivo, tutti promossi, studenti, RFI, amministrazione, MOM, tutti quelli che hanno lavorato, polizia locale, tutti promossi. Ma non a pieni voti, considerando quello che è successo al rientro. Queste immagini sono state registrate intorno alle 13:30. Conseguenza di Lungosile Mattei, diventato per l'orario scolastico zona a traffico limitato, ma anche secondo un autista MOM per il parcheggio selvaggio in Piazza Vittoria dei genitori in attesa dell'uscita degli istituti. Traffico paralizzato per quasi mezz'ora e un aggiustamento in più da fare, considerando che domani si replica.
Servizio di Lucio Zanato, e tra le novità introdotte dal Ministro dell'Istruzione Valditara anche il divieto di usare il cellulare nelle scuole superiori. Pese a rumore ci sono delle tasche, noi dobbiamo metterlo là e ci hanno detto che dobbiamo metterlo là alle 7:45 quando entriamo e lo possiamo riprendere solamente quando usciamo da scuola, quindi all'1:15. Stop all'uso del cellulare durante l'orario scolastico. Il divieto, deciso dal Ministro dell'Istruzione Valditara, è esteso ora anche agli istituti superiori. Oggi prima campanella del nuovo anno scolastico con alcune novità, prima fra tutte appunto quella che riguarda gli smartphone. Sapevano già che dovevano entrare spegnendo il cellulare e avrebbero potuto riaccenderlo all'uscita della scuola. Chiaramente ci sarà la dovuta sorveglianza. Bisognerà avere un po' di pazienza che i ragazzi si abituino, però è una disposizione che abbiamo applicato da subito, naturalmente. Alcune scuole hanno deciso che gli studenti dovranno tenere il cellulare spento all'interno dello zaino, altre invece hanno optato per dei contenitori dove i ragazzi depositeranno il loro telefonino. Una decisione, quella del Ministero, che introduce anche specifiche sanzioni disciplinari per coloro che non rispettano il divieto. Ovviamente ci deve essere la gradualità della sanzione che va dal richiamo verbale, richiamo scritto, fino alla nota disciplinare o provvedimenti poi che arriveranno alle sospensioni. Un divieto che non piace agli studenti, mentre sono molti i docenti che si dicono d'accordo. I ragazzi sono soggetti veramente a una dipendenza, secondo me, da cellulare, quindi ritengo che sia un provvedimento giusto. Potrebbe essere tranquillamente uno strumento didattico. Cioè, anche a ricreazione non possiamo usarlo, abbiamo la polizia praticamente che gira dentro scuola a metterci i richiami, le note, tiriamo anche solo fuori il telefono, per me questa cosa non ha senso. Sicuramente durante le lezioni è utile depositare il cellulare perché può essere una fonte di distrazione. Troviamo giusto il fatto che ci venga tolto anche durante la ricreazione o durante il pranzo. A Trevignano genitori e opposizione preoccupati per la sicurezza degli alunni. La scuola primaria ha riaperto, ma i lavori del cantiere sono ancora in corso con porte mancanti, cavi elettrici scoperti e operai al lavoro accanto ai bambini. Sentiamo i particolari. Per la prima volta come amministratore mi sono sentito in imbarazzo a riconsegnare alla cittadinanza un'opera pubblica. Primo giorno di scuola anche alla primaria Manzoni di Trevignano. Gli alunni sono tornati in classe dopo la pausa estiva, ma si sono ritrovati all'interno di un cantiere non ancora concluso. Appena entrati abbiamo trovato porte mancanti, cavi a penzoloni, un trasloco ancora in alto mare con tutto il materiale accatastato alla meno peggio dentro alcune stanze, un cantiere ancora completamente aperto perché ricordo che manca tutto il tetto da sistemare, quindi la scuola è davanti a dei ponteggi mentre la parte posteriore è completamente cantierata. Uno scenario giudicato inaccettabile, operai a lavoro e bambini fianco a fianco, con possibili rischi ad ogni angolo. La nostra preoccupazione, assieme a quella di molti genitori con cui ho parlato stamattina, è la sicurezza nella scuola. Sappiamo che una scuola primaria ha bisogno di una sensibilità maggiore, soprattutto per l'età dei bambini e delle bambine che la frequentano. Sul tema è stata presentata un'interrogazione urgente in Consiglio Comunale per ottenere risposte chiare sullo stato dei lavori e sulle misure di sicurezza adottate. Come opposizione preferivamo sicuramente un ritardo nell'ingresso a scuola, ma almeno fare andare i ragazzi in una scuola, non dico completamente terminata, ma che non sia un cantiere. E questo non è successo, quindi chiediamo risposte sia in merito di sicurezza, sia in merito ai lavori al sindaco. Servizio di Nancy Galdi, vediamo la prima pagina della Nuova Venezia, il saluto di San Donà a Mattia, il piccolo morto per un tumore al cervello. Oggi i funerali di Mattia del Prete, attorno alla bara bianca, i genitori, il fratellino, i parenti, gli amici e i colleghi del papà Gabriele, autista dei trasporti pubblici. Chiudiamo con dopo la storica promozione in A2, il basket Mestre che ha cambiato molto con l'obiettivo di salvarsi il prima possibile senza passare per i play-out. Federico Fusetti.
Il ritorno in Serie A dopo 37 anni, l'obiettivo di salvarsi il prima possibile, un gruppo ben amalgamato fra i giocatori italiani e i due americani. Il Basket Mestre si presenta pronto a soffrire, a lottare e a vincere le partite decisive per mantenere la categoria. Le novità in campo tante, a partire dal fatto di essere tornati in Serie A dopo 37 anni, aver riportato giocatori americani a Mestre, abbiamo tenuto 4 decimi di roster, cambiamenti anche nello staff, diciamo le novità in campo sono tante, speriamo di aver fatto anche delle scelte giuste che portino la squadra ad essere il più competitivo possibile. Una società seria e solida, un gruppo di italiani con voglia di riscatto e affermazione, l'accordo con la Reyer per l'utilizzo del taliercio e sul parquet la volontà di non mollare mai. Imporsi in una nuova lega con un salto di categoria così grande è una cosa che necessita di tempo e di saper anche compattarsi nelle difficoltà, queste sono le due cose che più contano. L'obiettivo è salvarsi, mantenere la categoria per dare l'inizio a quello che potrebbe essere un progetto sportivo molto interessante di consolidamento per il Basket Mestre. C'è poi da ricambiare l'affetto dei tifosi, la scelta è quella di giocare le gare casalinghe il sabato alle 20, d'altra parte bisogna gestire i molti impegni del palazzetto. C'è entusiasmo, c'è voglia, i ragazzi sono carichi, quindi sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Voglia, tenacia e sacrificio, c'è da soffrire tutti insieme, si è una squadra, bisogna lottare compatti, quindi la parola sacrificio sarà una parola fondamentale sempre in tutte le partite. Stasera alle 21:15, come al solito, Focus, il nostro dibattito. Gli ospiti saranno Claudio Beltramello, Paolo Borchia, Paolo Dalmastro, Francesco Pontelli, Matteo Pressi, Luigi Susin, Massimo Venturato e Cristina Zanini. È tutto per oggi, grazie per averci seguito fin qui, è una splendida giornata, arrivederci.